Con due stati d'animo differenti, Don Bosco e Atletico Quarto si affrontano al Ferrando. Granata reduci dalla debacle all'esordio 4-0 per mano del Mariscotti, giallo-blu che invece si sono imposti sulla Sarissolese. Match che si apre con la super occasione per gli ospiti, con Goglia a tu per tu con Di Moro che ipnotizza la punta, conclusione alla figura disinnescata in due tempi dal numero 1 Scuola Pontedecimo. 4 minuti dopo gli ospiti protestano per questo presunto contatto in area tra Coriani e Piras. Il signor Conio di Genova lascia proseguire. A suonare la sveglia per il Don Bosco ci pensa Eranio a 2 minuti dalla mezz'ora, molto ben indirizzata la volée del centrocampista. Vernier deve lavorare di lima per salvare in corner. Granata ancora velenosi a 5 dal riposo con Ariotti che al momento decisivo viene però contratto in corner da Guglielmoni. Al riposo si va sullo 0-0. Nell'intervallo Ricagni cambia, fuori Eranio, dentro Trucco che ha subito l'occasione del piazzato dal limite, sfera che però non scende abbastanza per impensierire l'estremo ospite. 2 minuti dopo è sicuramente più clamorosa la chance per il Don Bosco con Ariotti che vede sbucare all'ultimo momento l'assist sulla punizione di Moscariello. Pochi istanti dopo invece a passare sono gli ospiti, un po' a sorpresa con questa perla di Sebastiano Toncini che dai 20 metri lascia partire questo destro che non lascia scampo a Di Moro, sfera nel 7 e la rete che di fatto decide la gara perché nei restanti 40 minuti il Don Bosco non riesce ad impensierire seriamente Vernier. Al Ferrando l'Atletico Quarto passa, Sebastiano Toncini è il man of the match. Una gara equilibrata, decisa ad inizio ripresa dalla prodezza di Toncini che permette all'Atletico Quarto di mantenersi a punteggio pieno. Per il Don Bosco invece sono ancora 0 i punti in classifica dopo 2 giornate.